che praticamente Dio emana continuamente, cioè l'emanazione è infinita, quindi gli spiriti ce ne sono un infinito, come è infinito l'universo, è infinito anche il numero degli spiriti. Poi ovviamente non tutti si incarnano su questo pianeta, perché i pianeti abitati sono veramente, credo, tantissimi, non so dire il numero, ma sicuramente tantissimi. Quindi diciamo, e poi ci sono anche gli spiriti che non si incarnano, non tutti si incarnano. Però un altro passo curioso che è sempre nel libro e che c'era stato detto anche, comunicato dai nostri maestri, è che a un certo punto questi spiriti emanati, che sono continuamente emanati all'infinito, si autoriconoscono. C'è un momento in cui si autoriconoscono come individualità e da quel momento in cui lo spirito appunto si autoriconosce incomincia il cammino evolutivo per lo spirito. Poi questi spiriti che si incarnano sulla terra, si incarnano altrove, comunque iniziano il loro cammino evolutivo. E questo cammino evolutivo si svolge a contatto con la materialità, quindi terra e altri pianeti, fino a un certo punto, finché lo spirito avrà conosciuto la materia, poi non si incarnerà più perché avrà esaurito il ciclo delle incarnazioni. Nel momento in cui avrà esaurito il ciclo delle incarnazioni perderà l'anima e proseguirà nell'universo per un cammino infinito, ma per conoscenze di altro tipo. Vai, aspetta, vai. Vediamo se riesco a... Lei prima tanto ha ricordato un po' il circolo Firenze 76, sì. No? Quindi c'è un altro medium sì, interessante. c'era, adesso è trapassato sì, già da... già trapassato, sì, sì. Che si chiamava Setti. Sì, Roberto Setti. Volevo sapere il rapporto che c'era tra il suo spirito guida, il suo maestro guida, diciamo Silvio, e Roberto Setti. E inoltre, dove io sono anche d'accordo con lei, che ovviamente noi non abbiamo il libero arbitrio, ma abbiamo la possibilità delle scelte, no? Di fare delle scelte. Tipo, io ho sempre portato questo esempio, se io devo andare da Padova a Roma, no? In autostrada, sappiamo benissimo che ci sono delle varianti, no? Certo. Io devo andare fuori a Bologna per poi rientrare, eccetera, eccetera, eccetera. Però il mio obiettivo, o comunque la mia vita, o comunque il mio destino, chiamiamolo così, o karma, deve arrivare a Roma. Quindi la nostra vita praticamente è programmata o predeterminata. Volevo sapere meglio questo concetto del libero arbitrio. Sì, anche il concetto del libero arbitrio è stato affrontato perché io e lui, quando era vivente, ne avevamo parlato veramente tantissimo del libero arbitrio. Lui poi dice tra l'altro che il problema del libero arbitrio è un problema soprattutto per l'uomo, perché per lo spirito questo problema non c'è. In realtà le scelte ci sono e ci sono per lo spirito, non per l'essere umano. Lo spirito programma, sì, si può dire che programmi prima di venire sulla terra quello che sarà poi lo svolgimento di quello che noi chiamiamo il destino. Quindi a un certo punto il libero arbitrio per l'uomo è apparente perché è stato già programmato dallo spirito e l'uomo l'ha dimenticato, così come dimentica tutto, perché l'uomo dimentica anche di aver avuto uno spirito. Ci sono uomini che se tu gli parli di spirito ti ridono in faccia e ti dicono no, la mia vita è tutta qua, non esiste. E quindi è chiaro che il discorso del libero arbitrio è un discorso solo umano. E noi abbiamo come esseri umani un libero arbitrio, ma è, come diceva un attimo lei, è sulle modalità di come affronteremo un certo percorso. Per esempio, se dobbiamo andare a Roma possiamo farlo in treno, in bicicletta, in macchina, possiamo cambiare da una parte o dall'altra, ma arriveremo là. Quindi diciamo che quella tappa è nel destino, nel programma, ma le modalità di come noi l'affronteremo stanno in quel, chiamiamolo in un limitatissimo libero arbitrio che è umano, cioè l'essere umano
potrà decidere come farlo in base alle sue capacità di quel momento evolutivo della sua storia. Quindi il libero arbitrio è solo per lo spirito. Rispondo anche alla domanda di come si conoscevano. Io credo che nella vita niente sia casuale, nemmeno gli incontri sono casuali, perché tutti gli incontri fanno parte anche questi di questo famoso progetto. E Silvio Rabattini era di origine fiorentina, perché lui era di Castel Fiorentino, e quando era ancora molto giovane aveva conosciuto, diciamo per caso, perché non era ancora un medium conclamato, era un ragazzo giovane che faceva degli esperimenti con un registratore, qualcosa del genere. Aveva riconosciuto Roberto Setti. Dopo alcuni anni lui è stato trasferito a Bologna per lavoro e lì è diventato direttore di praticamente la seconda biblioteca in Europa, la biblioteca Bozzano De Boni, che raccoglie circa 17.000 libri e che era del dottor De Boni di Verona, il quale a sua volta l'aveva ereditata da Bozzano. Questo dottor De Boni l'aveva data a Silvio e Silvio ne aveva fatto una biblioteca. In questa biblioteca poi si organizzavano anche delle giornate di studio, ancora tutt'oggi c'è esistente, e lui è stato per 50 anni direttore di questa biblioteca. Quando lui è diventato, tra virgolette, famoso, nel senso che lui scriveva sulla rivista Luce Ombra, che è la prima rivista italiana di parapsicologia, e quindi poi collaborava e anche con la Casa Editrice Mediterranee, insomma, diciamo che era una persona importante, conosciuta, e a un certo punto ha avuto l'opportunità di partecipare alle sedute del Cerchio Firenze 77 a Firenze. E lui conosceva già Roberto Setti, l'aveva già conosciuto quando era più giovane, diciamo, e quindi ha proprio partecipato a queste sedute, ma proprio di persona, nel senso che ormai fanno tantissime conferenze sul Cerchio Firenze adesso in Italia, cioè diciamo che ci sono ancora dei gruppi che ne parlano, che commentano. Ci sono circa 12 libri che sono stati appunto editi dalle edizioni mediterranee, e questo è probabilmente, non dico un caso, era proprio veramente il destino che doveva far incontrare Silvio con tutte queste personalità, perché poi lui ha incontrato anche altri medium molto famosi, come per esempio Demofilo Fidani, che era un medium che riceveva la scrittura diretta, cioè durante le sue sedute le penne si sollevavano da sole e scrivevano tante entità, messaggi, tra cui D'Annunzio, Pascoli, anche proprio poeti del passato, quindi personalità conosciute, eccetera. Quindi insomma diciamo che lui è stato un personaggio che ha incontrato tutti i medium più importanti e ha proprio partecipato anche di persona, forse perché doveva poi portare le testimonianze, quindi doveva avere un bagaglio, diciamo, di conoscenze anche pratiche importanti. Nel nostro secondo libro, Il progetto della mia anima, che è proprio la sua autobiografia, nella prima parte, mentre la seconda parte è medianica, io ho comunicato con delle anime che lui aveva conosciuto, c'è la sua vita e c'è l'incontro con tutti questi medium, e lui ha assistito veramente a dei fenomeni incredibili, perché al Cerchio Firenze 77, se qualcuno avrà letto qualcosa, comunque si sarà documentato, avvenivano delle materializzazioni, dei veri e propri apporti di oggetti, e il medium andava in trance, parlavano alcuni maestri, tra cui il maestro Kempis, Dali e altri maestri spiriti molto evoluti, e appunto alla presenza di una cinquantina di persone che assistevano, oltre che a queste comunicazioni, anche a queste materializzazioni, insomma. Quindi lui li aveva proprio conosciuti di persona. Vai. E volevo chiederle, Sì. collegandoci al discorso di Renato, Sì. lo spirito, quando decide di reincarnarsi,
Il discorso della scelta del pianeta. Sì. A noi hanno detto che generalmente uno spirito che si incarna sulla Terra tenderà ad incarnarsi ancora lì, in linea di massima, però non è sempre detto, ci sono delle eccezioni. Alle volte ci sono degli spiriti che hanno bisogno di esperienze diverse. Generalmente è più semplice l'approccio con lo stesso pianeta perché lo spirito conosce già, anche perché nell'anima resta il ricordo delle altre vite. È l'uomo che non ha più ricordo, ma l'anima ha tutto inciso dentro nell'anima, quindi ci sono anche i ricordi delle altre esistenze passate. Ha fatto anche del contenimento del pianeta. Come viene gestito da tutti questi spiriti? Dicono che è gestito comunque sempre perché ci sono proprio le gerarchie spirituali anche, quindi viene gestito e nel momento in cui il pianeta sarà saturo, è per quello anche che accadono questi fenomeni alle volte naturali che portano a morte qualche centinaio di persone, proprio perché anche questo fa parte di tutto il piano, cioè loro dicono che comunque non è niente lasciato al caso, anche se non gli sembra. Ma c'è sempre appunto questo fenomeno della gerarchia spirituale, per cui ci sono gli spiriti di più alto livello che hanno anche questa funzione, cioè di governare anche le incarnazioni. Cioè diciamo che le gerarchie spirituali cominciano dagli spiriti elementali, cioè da quelli della natura, e via via sempre più in alto, spiriti di tutti i livelli, fino ad arrivare a quelli planetari, che gestiscono il pianeta, quindi anche il fenomeno delle incarnazioni, e anche quelli interplanetari che gestiscono appunto tutto l'equilibrio interplanetario. Quindi lì chiaramente si va ad evoluzione. Mano a mano che l'evoluzione aumenta, gli spiriti aumentano, cambiano le loro funzioni. E ci sono anche queste funzioni qua. Quindi diciamo che l'universo è architettato in un modo molto preciso. Anche se sulla Terra ci sembra che le cose avvengano così a casaccio, ma in realtà non c'è questo discorso. È completamente opposto. Sì, esatto. Cioè diciamo che i fenomeni della Terra sono fenomeni che ci sono sempre stati, ma che hanno anche questa funzione, anche di portare dall'altra parte spiriti e da lasciare il posto ad altri. Cioè tutto si deve vedere comunque cioè si deve sempre ragionare con un'ottica spirituale, mai umana, perché sono completamente diverse le leggi. Cioè io faccio parecchie conferenze su svariati argomenti dello spirito e parlo proprio anche della legge universale e della legge umana, che sono completamente diverse, quindi bisogna veramente vedere da che parte ragioniamo. Per cui ogni discorso va analizzato sulla base della legge universale, non della legge umana, perché la legge umana è veramente molto variabile e non è assoluta, quindi di per sé è sbagliata. Infatti loro dicono sulla Terra c'è la legge degli opposti, il bene, il male, il brutto e il cattivo. In realtà non esiste neanche il male, esiste l'esperienza che poi porta inevitabilmente al bene, perché essendo esperienza ti fa evolvere, ti fa comprendere e ti fa crescere. Altre domande? Allora, io adesso sono in questa vita, sto facendo il mio percorso, Certo. arrivo alla fine e muoio. La Monica di adesso, dove va? Non ho capito questo. Ecco, allora loro dicono che anche qui bisognerebbe parlare ampiamente sul trapasso e sul discorso dell'anima, della vita umana, della vita universale. Praticamente loro dicono che una volta che cade il corpo con il cervello, cade anche ovviamente la vita umana, quindi la vita dello spirito è una vita completamente diversa. È logico che la tua anima avrà il ricordo impresso di questa vita, però la tua personalità umana, Monica, nella fattispecie, non esisterà più. Esisterà un'anima con delle esperienze, una sommatoria di esperienze, tra cui anche questa ultima esperienza qua che tu hai fatto in questa vita, che ti ha arricchito in senso esperienziale, ha arricchito la tua anima, il tuo spirito, quindi anche, e tu poi al termine di questa vita ti autogiudicherai, perché anche lì c'è l'autogiudizio dopo il trapasso,
e lì capirai, farai un bilancio della tua vita e capirai se dovrai reincarnarti, non reincarnarti, anche se comunque questo poi avviene nel tempo, che poi non è più tempo, perché il tempo esiste solo qui. Una volta che si perde il corpo si è in una realtà atemporale e aspaziale. Il tempo non esiste più, perché non è più la dimensione umana finita, quindi nell'infinito il tempo non può esistere, perché non esiste né l'inizio né la fine. Quindi lì a un certo punto cambierai personalità e non avrai più la personalità umana, ma avrai una personalità spirituale di quel tuo momento evolutivo che conterrà la sommatoria di tutte le tue esperienze che tu hai fatto fino a quel momento, diciamo così, nella materia. Allora, chi decide se io mi dovrò reincarnare? Ecco, questa è una domanda che anche noi abbiamo fatto e praticamente lo deciderai tu, o meglio il tuo spirito, la tua anima, strada facendo, perché poi una volta che tu avrai perso il corpo continuerai ad evolverti anche di là, perché l'evoluzione continua sempre, non è che si evolve solo qui sulla terra, evolvi anche come anima, come spirito. A un certo punto il tuo spirito sentirà l'esigenza di fare ancora un'esperienza, oppure se tu fossi alla fine del tuo percorso incarnativo abbandonerai la terra, però questo si vede strada facendo, perché nessuno lo può dire. Perché volevo capire come tu fai a comunicare, diciamo, con quelli che sono praticamente, se tu comunicherai con me, ma non mi sarò. Sì, allora io comunico con un linguaggio che non è il linguaggio umano. Praticamente ho la possibilità, probabilmente è una cosa mia che io però ho affinato perché non sono nata così, perché fino a 40 anni non avevo niente. Io traduco un linguaggio telepatico del pensiero in un linguaggio umano, però chi comunica con me non ha più un linguaggio, ha il linguaggio del pensiero, sono io che lo traduco umano. Ora, queste persone che vengono a presentarsi mi danno dei referenti umani, cioè mi dicono avevo i capelli biondi, ero così, avevo questo carattere, questa personalità. In realtà perché lo fanno? Non perché hanno ancora i capelli biondi o quella personalità, ma perché si vogliono far riconoscere da noi. Quindi è un elemento di prova che loro danno a noi, perché altrimenti noi non le riconosceremo. Allo stesso modo per cui io riesco a tradurre in un linguaggio umano delle idee, che in realtà però non hanno nulla di umano, ma io le devo portare all'umano. È una traduzione. Infatti si dice che il medium è un tramite, proprio perché è un tramite di un pensiero che viene tradotto in un linguaggio che loro non hanno più, perché loro hanno perso il corpo. Quindi non avendo più il cervello, non avendo più il corpo, non hanno neanche più gli stessi referenti. Ovvio che poi tutto dipende anche dall'evoluzione, perché gli spiriti meno evoluti sono molto più a contatto con la materialità, quindi hanno anche dei ricordi più impressi nell'anima, hanno anche, quindi magari qualcuno vive una sorta di vita parallela, ma in realtà è una vita falsificata, perché ammettiamo che uno spirito sia molto inevoluto e voglia mangiare, anche se si procura il mangiare, ma non sarà la stessa esperienza che farà col corpo. Ed ecco lì che viene il desiderio di reincarnarsi, proprio perché lo spirito ha bisogno di conoscere sempre meglio questa materialità. Come fa a conoscerla se non la penetra? Come fa a sapere se il fuoco brucia se non lo tocca? E allora prende il corpo. Il corpo è un referente di tipo fisico che permette di contattare la fisicità. Volevo capire perché io dovrei decidere per esempio di reincarnarmi, di diventare per esempio un pedofilo, un assassino. Allora, questi soggetti dicono che sono spiriti acerbi e che non si incarnano con la finalità, per esempio, di uccidere qualcuno, perché lo spirito non ha neanche il concetto dell'uccidere qualcuno, perché non esiste di là, perché lo spirito non può uccidere nessuno, nel senso che lo spirito è un essere vivente. Lo spirito più basso, di basso livello, cioè più acerbo, non programma neanche l'incarnazione, perché non ne ha le possibilità, non ha l'evoluzione, quindi non lo fa questo programma. Viene e commette
combina dei casini, cioè nel senso che non conosce la materia, è come un bambino che sta giocando, gli dà in mano un'arma, uccide qualcuno, ma quel bambino non voleva uccidere nessuno, è l'inesperienza che l'ha portato a fare queste cose. Quindi sicuramente si tratta di spiriti molto bassi, ancora inevoluti, ma non bassi in senso offensivo o per dire diversi, lo siamo stati tutti, nel senso che lo spirito è uno spirito che ha potenzialmente tutto, ma in atto non ha tutto, quindi deve crearsela la sua evoluzione, con il suo impegno anche, per cui anche proprio alle volte combinando dei pasticci. Eh sì, esatto. Si sente? Sì. E perché nella vita terrena, in ogni reincarnazione, tendiamo a ripetere le stesse cose? No, a parte ripetere le stesse cose, frequentare o conoscere le stesse persone. Sì, perché dicono gli stessi spiriti. Esatto, praticamente noi saremo una comunità di spiriti e nella vita spirituale gli spiriti sono uniti per affinità, quindi noi quando torniamo spiriti anime andiamo nei cosiddetti gruppi di affinità, quindi con le anime del nostro livello evolutivo. Sulla Terra invece incontriamo anime incarnate di livelli evolutivi diversi e da lì nasce lo scontro. Ecco perché ci scontriamo, alle volte ci odiamo, alle volte non troviamo affinità con esseri, magari anche della stessa famiglia. Quindi poi si creano le cosiddette situazioni pendenti, karmiche, chiamiamole così, perché vige la legge di causa e effetto, per cui se tu hai fatto del male a qualcuno magari ti sarà rifatto e via dicendo, no? Quindi praticamente noi una volta che trapassiamo scopriamo che abbiamo danneggiato, che ne so, la madre, il padre, il fratello, qualcuno l'amico, eccetera, e magari poi dobbiamo riequilibrare quel genere di rapporto ed ecco che da lì nasce il discorso karmico e rincontriamo le stesse persone. Il problema è che non le rincontriamo nello stesso ruolo, ma in ruoli diversi. Quindi magari quello che prima è stato il nostro assassino, questa volta magari siamo noi che diventiamo il suo assassino in questa vita, faccio un esempio. Oppure abbiamo incontrato una persona come nostro marito e qua sarà nostro padre, ipotesi. Anche perché gli stessi ruoli non sono umani, non sono spirituali, i ruoli sono solo umani. Ecco perché appunto, ma questa non è l'unica differenza, ci sono veramente tantissime differenze tra la vita umana e la vita dello spirito, per quello che è molto importante sapere il parallelismo tra questi due tipi di vita per coglierne veramente le differenze, perché altrimenti anche il medium stesso incorre nell'errore di tradurre un linguaggio umano che umano non è, perché loro hanno un altro tipo di vita, non è una replica, altrimenti non avrebbe senso venire sulla Terra se dovessimo rifare la stessa vita che facciamo di là. Quindi sono proprio due vite diverse e addirittura loro dicono che si evolve nel contrasto e nei ruoli perché l'essere umano vive in questo modo e lì nello scontro si evolve. Quindi avrebbe anche addirittura la valenza evolutiva, quello che per noi è un sistema molto spesso distruttivo, ma in realtà ha senso perché si evolve proprio nello scontro, altrimenti non si cresce. E lo stesso discorso è quello del dolore e della sofferenza, cioè nessuno ti obbliga a soffrire, però se tu non capisci finisci per soffrire. Quando siamo spiriti, torniamo ad essere spiriti e perdiamo l'anima ci rimane finché ci incarniamo, finché non siamo fuori dalla ruota delle incarnazioni l'anima ce la portiamo dentro. E in che stato, se c'è uno stato,
di o benessere, cioè si prova, si può stare in uno stato di malessere o benessere? Sì, infatti lei ha detto una cosa importantissima, loro parlano non tanto di dimensione o di luogo, ma proprio di stato di coscienza. Quando si trapassa non si è in un vero e proprio luogo fisico, ma in uno stato di coscienza che crea il luogo. Quindi con la forza del pensiero si crea questo luogo. Quindi se uno sta male interiormente, quindi ha uno spirito ancora inevoluto, magari ha combinato delle cose e si trova in una situazione ancora di inevoluzione, quindi di scarsissima conoscenza, sta male e si crea questo luogo che per esempio la Chiesa ha chiamato inferno, no? Cioè questi luoghi che effettivamente esistono. I nostri maestri li hanno chiamati le sfere di provazione, cioè questi luoghi bassi, tetri, in cui non vedono la luce, esistono veramente, ma sono stati di coscienza e sono transitori. Quindi non esiste la dannazione eterna, perché lo spirito evolve sempre, quindi l'inferno non esiste, non può esistere. Se non si ha il senso del tempo, Certo. a quel livello, come viene percepito il malessere? Cioè, per quanto tempo? Come uno stato di sofferenza che si protrae finché non cambia il tuo stato evolutivo. Cioè, se per esempio un essere, faccio un esempio banalissimo, anche magari un po' stupido, ma per farvi capire, un essere ateo che si suicida e crede nel nulla, finisce per vedere il nulla, però si rende conto che lui ancora esiste, perché chi trapassa capisce che la sua individualità non è morta e quindi dice: dove sono? Per cui lì, finché non incomincia a credere che ci può essere una luce, che ci può essere un essere divino, un essere superiore o qualche luogo, dimensione diversa, rimane lì. E può rimanere lì anche qualche centinaio d'anni, cioè i casi, diciamo, per esempio i casi di infestazione si verificano per questo, perché il soggetto trapassato rimane sempre in quel luogo, finisce per infestarlo e quindi alle volte anche certi esseri umani, magari dotati di una certa sensitività o anche altri, possono osservare dei fenomeni anche alle volte un po' impressionanti, come per esempio oggetti che si spostano o altre cose che si possono verificare. E un'altra cosa, se qualcun altro, scusate, sto interrompendo, il fatto di, a me è successo Sì. in un periodo preciso, quest'estate, frequentemente, 4-5 volte, anche di giorno ma spesso di notte, che avevo la sensazione di vedere passare qualcosa, però e poi guardavo e non c'era niente. Sì, beh, questa è la sua sensitività, evidentemente lei ha una certa sensitività, magari non sa di averla, ma ce l'ha e quindi alle volte riesce a vedere quello che non si vede ad occhio nudo, ma è quello che poi vede un medium in realtà, cioè non è che quello che non vediamo non c'è. Infatti se per esempio noi prendiamo un microscopio, guardiamo su questo tavolo, ecco che vediamo tutti i microorganismi, cioè che ad occhio nudo non vediamo. Allora diciamo: che cosa c'è su questo tavolo? Io non vedo niente, in realtà non è che non c'è niente, sono i nostri 5 sensi che magari non captano una parte, una grandissima parte di quello che appunto c'è. Grazie. Posso fare una battuta? Sì? Bevi il manco? Allora, si sente? Sì. Vediamo se riesco a esprimermi intanto, no? Gustavo Roy diceva delle cose un pochino diverse, anima e spirito, non lo so. L'ho sentito dalle sue cassette, quindi devo comprendere queste differenze. Dunque, comunque Gustavo Roll è stato uno dei più grandi sensitivi del Novecento, indubbiamente, ma era un medium, un sensitivo ad effetti fisici. Quindi lui non
non comunicava con spiriti che dettavano una dottrina di tipo spirituale, quindi che davano risposte a tutti i problemi dell'uomo, come per esempio appunto è stato fatto da queste entità come il Cerchio Firenze 77, le entità che sono diciamo il massimo che possiamo avere in quanto a messaggi di tipo spirituale. Per cui lui dava delle spiegazioni che erano spiegazioni soprattutto di tipo energetico, materiale, però non filosofico ed esistenziale, perché non ha mai affrontato un problema proprio di tipo esistenziale sullo spirito. Diciamo che lui era un grandissimo sensitivo ad effetti fisici, perché anche la medianità si manifesta in diversi modi. E lo spiritismo dell'Ottocento, per esempio, era uno spiritismo soprattutto di tipo fisico, infatti facevano sedute con i tavolini, con le lettere, i tavoli che si alzavano, quindi se ci sei batti un colpo, altrimenti non ci sei. Ecco, questo qui era più che altro la fenomenologia che serviva all'uomo di quei tempi. Ci hanno spiegato che andando avanti, già nel Novecento ci sono stati questi due medium molto potenti che hanno prodotto tutte queste pagine di messaggi molto interessanti che hanno dato risposte, ma ci hanno spiegato che andando avanti, quindi anche nel 2000 e tutto il secolo, il tempo che verrà, la medianità assumerà sempre di più un tipo, sarà sempre più di tipo intellettivo e sempre meno di tipo fisico, proprio perché l'uomo ha bisogno più che di credere, di capire, anche di credere. Però se personalmente vedo un tavolino che balla, ne so quanto prima. Se invece vado a leggere una certa tipologia di messaggi e faccio una certa ricerca, alla fine forse nella mia vita riesco a capire qualcosa di più. Quindi io credo che forse Roll non aveva mai neanche affrontato questo problema, che è un problema più di tipo filosofico esistenziale che non di tipo fisico, proprio perché lui era veramente un medium ad effetti fisici. Anche se alcune questioni le ha affrontate, perché per esempio il discorso del colore, delle vibrazioni, della quinta nota musicale, quindi ha avuto delle intuizioni molto forti comunque, anche perché era un sensitivo autentico, quindi vero. Anche se in una puntata vergognosa di Porta a Porta Silvan gli ha detto che era un ciarlatano, perché ha detto che quello che faceva lui lo faceva anche lui. Però credo proprio che sia fuori strada, ecco. Volevo collegarmi alla signora di prima, no? Il discorso anima e spirito. Sì. Nel caso tuo ti colleghi con lo spirito di Silvio, mi sembra. Sì, no? Ti sarebbe ancora un'anima, perché finché sono a contatto con la terra hanno spirito più anima. Volevo infatti chiederti come fai a collegarti con lui se il suo spirito si dissolve, cioè l'anima rimane. No, si dissolve alla fine delle incarnazioni, cioè alla fine del ciclo incarnativo, quindi lo spirito ci hanno spiegato che potrebbe rimanere a contatto con la terra anche 10.000 anni. Quindi lo stesso spirito, cioè l'anima di questo Silvio, diciamo. Sì, esatto. E lo spirito suo rimangono collegati. Sì, finché sono nella materialità, lo spirito avendo l'anima, può comunicare con la terra e può anche essere presente sulla terra, anche se non trova un medium che lo riceve, però può essere presente. Volevo ben capire appunto questo passaggio. Sì, lo spirito senza anima non può più avvicinarsi alla materialità, quindi né alla terra né alla materialità dell'universo. Si parla però di spiriti che hanno un'evoluzione altissima, ma veramente altissima, cioè del livello di un Cristo, tanto per dire. Quindi questo Silvio è ancora collegato e tu riesci a parlare perché sei ancora vicino qua, diciamo. Al progetto con noi, cioè noi siamo il gruppo sulla terra, loro sono il gruppo dall'altra parte e coordina un gruppo medianico, poi nel momento in cui non ci saremo più noi ne arriveranno altri e altri ancora, perché ci hanno spiegato che comunque sulla terra ci sono sempre stati e loro li chiamano, diciamo, le fiaccole dello spirito, saremo noi, insomma tutti noi che ci crediamo e che diffondiamo questa parola.
Quindi i medium che si collegano con altre anime, queste anime spiriti sono, esempio, no? Sono certi quelli delle mamme e dei figli che si collegano con i propri figli. Sono anime anche loro, cioè. Quindi parlano con queste, ecco, questo volevo capire perché ci sono dopo dipende dalla medianità, dal grado di medianità che hanno, perché tutti potenzialmente abbiamo la medianità, perché tutti abbiamo lo spirito, quindi tutti abbiamo la possibilità di sentirlo, però è una questione di esercizio, alle volte è una questione di missione, cioè non tutti ce l'hanno allo stesso grado. Comunque ci sono delle mamme che ricevono delle comunicazioni, dopo ovviamente che tipo di comunicazioni e a che livello captano, lì dipende dal loro grado di sensibilità. L'ultima cosa, perché non vorrei arrivare troppo tempo, io ho parlato con persone che sono andate, diciamo, in coma, no? Sì. Quelli che sono ritornati. Sì, che sono ritornati. Sì. Ho voluto un po' approfondire questo perché alcuni di loro, come dicevi prima, vedono una dimensione, chiamiamola così, e altre dimensioni. Sì. Ho voluto approfondire questo perché ho avuto un pre-coma e quindi sono stata dentro in una fase di non ritorno oppure ritorno. No? E ricorda qualcosa di questo la cosa che io ricordo, ancora se ora chiudo gli occhi lo sento ancora, di essere in questo limbo, che stavo molto bene, e pensavo fosse un sogno. Ecco. Quindi, però non sono andata oltre perché stavo andando, viaggiando velocemente, avendo questa sensazione nello stomaco di farfalline come quando vai sulle montagne russe, e dicevo che bella sensazione, chissà dove mi porta, ma pensavo di essere in un sogno. Certo, ma in realtà il sogno è questo, nel sogno lo spirito si stacca dal corpo e quindi morire è come sognare in un certo qual modo, cioè noi sappiamo sempre che siamo noi e che stiamo compiendo qualcosa, ma la coscienza continua. Io non sentivo il mio nome, io sapevo che ero, sì, non sentivo il nome. Certo, perché non abbiamo più il nome, era quello che dicevo prima, cioè tutte le referenze fisiche vengono meno. Però quello che non viene meno è l'individualità e la coscienza che continua, quindi l'individualità, io sono io, però non sono più quel corpo, non ho più quel nome, è logico perché quello fa parte di quella personalità umana. Però io penso che l'NDE, cioè le esperienze fuori dal corpo, siano molto interessanti proprio perché molte persone vedono il tunnel di luce e poi vedono, come diceva prima lei, ambienti completamente diversi, perché a seconda di quello che credono. Per esempio il cristiano cattolico vede Gesù, il protestante vedrà un'altra figura, qualcuno vede il paradiso e qualcuno invece non lo vede, proprio perché non è una dimensione, cioè non è un luogo, è uno stato di coscienza che ci creiamo. Sì, perché io sono stata fortunata, però ci sono persone in questo limbo da 20 anni. Quindi... sì, certo. Cioè non è facile uscire, ecco. Certo, poi comunque non tutti quelli che vanno in coma ricordano. Ci sono alcuni che non ricordano nulla, lì dipende perché io credo che ci siano addirittura delle persone come quel neuropsichiatra americano Eben Alexander, che è stato una settimana in uno stato di coma, che ha scritto un libro, che quello lì addirittura fosse stato portato là per poi tornare e dare una testimonianza, perché anche lì secondo me faceva parte di un disegno quello. È impossibile che uno che è stato dichiarato clinicamente morto poi torni alla vita e poi guarda per raccontare quello che ha raccontato, che praticamente poi è stato diffuso in tutto il mondo. È anche quello un modo di testimoniare, è come una medianità vivente sulla terra, è la stessa cosa. Grazie. Domande? Posso io? Certo che sì. Che passo di qua? Prego. Ok. Niente, volevo chiedere se c'è un collegamento, se ci può essere, tra la reincarnazione dello spirito e in alcune persone che vivono il fenomeno del déjà vu. Sì, certo, anche lì ci sarebbe da dire tantissimo, perché c'è un collegamento inevitabile tra le vite precedenti e la vita attuale.
veramente un grandissimo collegamento. Quindi alcuni soggetti credono di aver visitato luoghi che hanno già visto, incontrato persone che hanno già visto, perché in realtà è così, quindi è assolutamente così. Sì. Ok? Se la persona con la quale comunica questo Silvio dovesse reincarnarsi. Io comunico con tantissime entità, i maestri, il mio spirito guida, altri maestri, praticamente Silvio in realtà non è il mio spirito guida, è un'entità perché lo spirito guida ce l'abbiamo tutti e da sempre, però essendo medium ho la possibilità di ricevere più personalità medianiche. E comunque sì, diciamo che è il mio secondo spirito guida perché è quello che mi è più affezionato, ecco, perché mi detta le comunicazioni e perché poi insieme abbiamo questo progetto di diffusione. Questo spirito, se dovesse sentire l'esigenza di reincarnarsi, sì, potrebbe farlo attualmente perché ha ancora l'anima, giusto? Sì, certo. E se questo accadesse, lei potrebbe ancora comunicare con lui? No, no, perché sarebbe un'entità. No, perché quando ci si rincarna si cambia personalità. Quindi lei perderebbe il contatto. Giusto? Sì, perché il medium può ricevere un'anima in realtà. Cioè, in teoria potrei ricevere anche un'anima di un incarnato, ma non ha senso, nel senso che non avrebbe senso ricevere l'anima di un incarnato, ma quando io per esempio leggo, faccio delle sedute e leggo la persona che ho di fronte, in realtà comunico con la sua anima, non con lui, quindi in questo senso ricevo l'anima dell'incarnato. Però se un essere disincarnato si reincarna perde quella personalità perché ne acquista un'altra, quindi non riceverei più lui. Cioè avrei la sensazione di ricevere un altro. E poi volevo chiedere un'altra cosa, lei dice che ci sono altri esseri viventi, entità nell'universo, no? Sì. E come noi, anche loro, in teoria quindi muoiono dalla loro vita, poi sì, aspettano, hanno un'anima e uno spirito, dopodiché quando sentono l'esigenza si reincarnano nel pianeta dove prima... Allora, io devo dire la verità, in questo campo, come dicevo prima con Silvano, sono molto ignorante. È da qualche mese solo che mi occupo di questi extraterrestri, proprio perché me ne ha parlato lui e quindi mi ha sollevato la curiosità. In realtà il mio percorso è proprio un percorso di ricerca spirituale e diciamo nell'affrontare anche proprio le tematiche esistenziali, quindi lo spirito, l'anima, la vita. Più che altro io l'ho fatto per un percorso mio personale di crescita, perché non stavo bene psicologicamente e quindi volevo crescere, volevo capire, anche perché quando non capisci la vita non stai bene, insomma. Quindi l'ho fatto per quello. Però vorrei approfondire molto, infatti dicevo che parteciperò alle vostre conferenze, il discorso di questi esseri che vengono da altri pianeti per capire anche se la loro anima, il loro spirito funziona come la nostra. Ma penso che il discorso dell'anima sia universale, cioè non credo che ci sia una differenza tra un'anima di un extraterrestre e un'anima di uno che si è incarnato sulla terra. L'anima è sempre l'anima, lo spirito è sempre lo spirito. Cambieranno le forme, cambieranno anche le forme di vita, perché come abbiamo visto ci sono quelli più evoluti, quelli meno evoluti, quelli come il nostro, cioè c'è una grande varietà, insomma, da quanto mi sembra di capire, anche di pianeti abitati. E tutto questo viene, tra virgolette, gestito, amministrato, come vogliamo dire? Sì, sempre da loro. Da loro che si rifà, cioè c'è un Dio. Allora, diciamo che Dio è un infinito, non è un essere un umanoide, cioè è un infinito. Diciamo che loro dicono che Dio lo conosciamo attraverso le sue leggi, perché a mano che ci evolviamo capiamo che esistono queste leggi universali di giustizia, di fratellanza, eccetera. Quindi comunque a mano che apprendiamo la legge capiamo che questa legge non può altro che derivare da un essere perfetto, quindi Dio. Però non è che Dio abbia la barba e i baffi, cioè Dio è un infinito. Grazie. Aspetta perché se no non riceviamo. Allora, sono un po' imbarazzata a raccontare questa cosa, è un fatto mio personale.
Sì. E io mi sono recata in un posto dove vi sono due statue. Vi è una statua che spurga sempre acqua e non si capisce da dove fuoriesca. E da un'altra parte invece vi è un'altra statua del Cristo dove ogni tanto questa statua è anche diciamo protetta. Difatti io non mi sono comportata bene nell'andare a toccarla, quando ogni tanto difatti spurga olio. Mi hanno avvertito che spurgava olio, io ho scavalcato, mi sono comportata malissimo, però ho toccato quest'olio. Toccando l'olio, immediatamente la mano unta diventava pulita perché l'olio si dissolveva. Io in quei giorni avevo addosso un semplice cordino di filo con un ciondolo di vetro che mi ha regalato il marito di una mia carissima amica che mi è mancata. Io ho sofferto in un modo esponenziale quando mi è mancata questa mia amica. La mattina seguente sono uscita dalla doccia e mia madre mi ha detto: ma Marina, ma con cosa ti sei fatta la doccia? Io ho detto: sapone mi fa. No, ma che sapone mi fa? Mi ha passato la mano sul collo e avevo la mano completamente piena d'olio. È evaporata. Io sono andata avanti tutto il giorno e non mi sono sporcata né maglia né niente, con il ciondolo che mi spurgava olio, io lo sentivo, però evaporava e non mi sporcava. Questo è un fenomeno paranormale, sicuramente. Ma era lei? Beh, possono essere segnali, perché i trapassati comunque ci danno sempre segnali della loro esistenza. Ma non solo questo, io ne ho sentiti di tantissimi tipi di segnali, dagli odori, profumi, colpi da qualche parte, telecomandi che si accendono e si spengono da soli, immagini che si formano, telefonate che arrivano. Io ne ho sentiti di tutti, perché con quello che faccio ho tantissime testimonianze in continuazione di persone che mi dicono: mi è capitato questo, mi è capitato, quindi ormai ne ho un repertorio direi notevole. Sono tutte manifestazioni che loro, i trapassati, cercano di darci per farci capire che sono lì, che sono chiaramente di tipo umano, fisico, perché altrimenti noi non li coglieremmo. Silvio sostiene anche un'altra cosa, che le sfere di luce che vengono riprodotte in tantissime, i famosi in tantissime foto che abbiamo, e il 25 novembre faremo vedere una bella serie di questi orsi, sono dei trapassati che tentano in qualche modo di comunicare qualcosa con farsi vedere. Sì, perché possono assumere anche la forma di una sfera di luce, cioè praticamente sono tutti elementi formali che ci servono per dire: ah, sei lì, quindi. Ma ho iniziato anch'io con questi fenomeni. Io ho iniziato dopo il trapasso di mio papà e lo cercavo dappertutto, volevo un fenomeno, cioè dentro di me sapevo che c'era, però non riuscivo a capire dov'era, cioè non riuscivo a capire niente. A un certo punto ho iniziato a sentire il suo odore di fumo e lo sentivo in più svariati circostanze della vita, insomma, magari quando meno me l'aspettavo. E non solo di fumo, ma delle sue sigarette, perché lui fumava un particolare tipo di sigarette. Poi ho cominciato a vedere la luce, soprattutto la luce del comodino. Io leggo molto, soprattutto di sera, vado a periodi, ma ci sono dei periodi in cui leggevo molto, e la luce del mio comodino si accendeva e si spegneva in continuazione. A un certo punto alle volte proprio si bruciavano le lampadine, una volta 2 o 3 se ne sono bruciate, le mettevo su e si bruciavano. Dicevo: ma sarà un fenomeno elettrico di questa casa? Invece poi mi succedeva dappertutto. Addirittura mi ricordo ancora una volta andare dal dentista, che avevo anche un po' di paura, perché quando vai dal dentista insomma non sai mai tanto tranquillo, c'è quella luce forte che ti mettono davanti. Questa luce cominciava a muoversi,
giravano per strada, il lampione si spegneva, poi si riaccendeva, e allora dice: ma allora questo non è un fenomeno solo di casa, questo è un fenomeno che qualcuno mi vuole dire qualcosa, cioè sono fenomeni magari così, tipo fisico, però loro si servono di quelli perché non hanno altro per